Salve a tutti, questo è un breve video soltanto per mostrarvi la situazione attuale sulla gru Ursus. Oggi è venerdì 2 agosto e con oggi sono 71 giorni che trascorro sulla gru Ursus e in questo momento la situazione è quella che vedete. Il riparo, il secondo riparo che sono riuscito a costruire una quota un po' più bassa, come potete vedere, della gru Ursus. Comunque siamo sempre a un'altezza ragguardevole, ma comunque insomma forse questo è un po' più sicuro rispetto a quello più in alto, anche se quando arrivano i temporali, come potete ben capire, la situazione rimane sempre di massima allerta, di massimo pericolo. C'è stato, come sapete, c'è stato il temporale tutto il giorno. Oggi per questo non sono riuscito a fare nessun video. Adesso approfitto di questo momento di tregua di pioggia per potervi mostrare la situazione attuale. Il vento comunque si mantiene molto forte e ci sono raffiche in certi momenti che fanno veramente paura, che mi danno la sensazione che prima o poi spaccheranno tutto, anche questo rifugio qua. Mi auguro tanto di no, perché sennò veramente dovrò passare un'altra notte allo scoperto e questo veramente mi dispiacerebbe molto. Questo è quello che posso far vedere in questo momento. Ricordatevi sempre che se sono qui a causa di un sindaco che ha fatto delle cose incredibili, che a causa di questo sindaco che si chiama di Trieste, per chi non è di Trieste e vede per la prima volta questo video, si chiama il sindaco Roberto Di Piazza. E se io sono qui a patire le pene dell'inferno, a rischiare la vita, è semplicemente perché questo signore non solo si è impegnato, ha fatto delle promesse e ha disatteso questi impegni, queste promesse importantissime per la mia vita, ma oltretutto si rifiuta di avere un confronto pacifico e democratico davanti a delle telecamere, un confronto che gli era addirittura stato proposto da un'emittente televisiva locale, e il sindaco piuttosto che avere il coraggio, no? di confrontarsi con me, preferisce rischiare la mia vita. Questo ve la dovrebbe già raccontare lunga, perché insomma io credo che nessun sindaco onesto sulla faccia della terra che non abbia nulla da nascondere potrebbe mai e poi mai rifiutare un confronto pacifico con un cittadino, e questo già ve la racconta lunga. E questo signore, questo sindaco è disposto a rischiare di fare il morto o di fare un ferito piuttosto che fare una cosa così semplice. E siamo ormai veramente al surreale, e questa roba è talmente pazzesca che io credo che qualsiasi persona con un minimo di onestà e di coscienza di fronte a questa cosa veramente inorridisca. Questo sindaco gestisce questa città, la città di Trieste, figuriamoci con quali valori, con quale etica e con quale morale questo signore può gestire una città. Io spero che abbiate sentito qualcosa, non so quanto, ma insomma almeno avete un'idea di quello che sta succedendo qui.